Il Consiglio Comunale di Porto Empedocle accende i riflettori sulla vertenza Italcementi a rischio chiusura. Per domani sera è in programma una seduta straordinaria dell'Aula, aperta alla partecipazione delle forze politiche, sociali ed imprenditoriali della città e della provincia. Annunciata anche la presenza del governatore della Sicilia, Rosario Crocetta, e dell'assessore regionale alle attività produttive, Bancheri, segno della gravità del momento in cui viene a trovarsi uno degli stabilimenti storici di Porto Empedocle. Presente ovviamente il sindaco Lillo Firetto, capogruppo dell'UDC all'Ars. Ad oggi l'unico dato certo che riguarda il cementificio lungo la statale 115 è il taglio della produzione. Una vertenza che si trascina da tempo, da quando nel giugno 2012 la direzione nazionale annunciò la chiusura di diversi stabilimenti, tra cui quello empedoclino. Seguirono giornate di protesta e di lotta dei lavoratori che culminarono con la decisione di rinviare qualsiasi decisione legata al blocco della produzione. Adesso la notizia è che a settembre resterà aperto solo un reparto del cementificio, ovvero quello della macinazione del clinker, un impianto di produzione che dovrebbe impiegare 31 lavoratori su un organico di complessivi 84 dipendenti. Andrebbero così persi più di 50 posti di lavoro. E se da un lato il cementificio si avvia alla chiusura, si fa strada all'ipotesi di far subentrare nell'impianto empedoclino l'Italcali, azienda leader nell'estrazione del salgemme e della caenite. Una soluzione questa che potrebbe salvare 50 posti di lavoro. Ma è tutto ancora da decidere in una sorta di corsa contro il tempo in cui si attende ancora il verdetto dell'assessorato regionale alle attività produttive, che dovrebbe verificare se ci sono le reali condizioni di insediamento dell'Italcali. L'Italcementi era nato con il sogno di uno sviluppo industriale, costruito a metà degli anni 60 ed entrato in funzione il 14 gennaio del 1967. Una struttura su cui oggi pesa una spada di Damocle che coinvolge il futuro di numerosi lavoratori.